Buongiorno a tutti, grazie per chi si è svegliato, ha messo la sveglia per seguire questa nostra trasmissione. 23 gennaio 2012, tutto va bene, tutti cantano, allegria. Non cantiamo invece noi, vero o no, Christopher De Zotti? Non si canta, non si canta. Viviamo tempi duri di crisi economica, crisi finanziaria. Cerchiamo di stare a galla con l'aiuto di questo governo Monti che ha delle luci e delle ombre. Comunque buongiorno a te e buongiorno ai telespettatori. E buongiorno anche ad Alessia Fanton. Buongiorno a voi. Buongiorno al new entry Renato Cattai. Buongiorno Renato. Buongiorno ai telespettatori. E buongiorno al mitico Paolo Bonacchi, il rappresentante, insomma per me è mitico perché è rappresentante del vero federalismo. Ho posto un problema e vorrei che voi me ne parlaste in attesa dei giornali, che poi quando arrivano, sì, i giornali siamo noi, e i giornali sono il pubblico e chi è a casa, insomma, perché se dobbiamo leggere le sciocchezze che raccontano i giornali non ne vediamo più fuori perché dicono soltanto fregnacce, insomma, le prime pagine sono ricche di fregnacce. Allora mi sono posto un problema siete voi che dovete risolvere, voi che siete a casa. La Lega ha detto ieri in maniera proprio categorica a Berlusconi che se vuole che le cose vadano bene fra di loro bisogna tagliare i ponti al governo Monti, perché è un governo ladro, è un governo che ci sta succhiando anche l'anima. E quindi, allora ragazzi, se l'avete scritto mettete in evidenza il nostro, eccolo qua, bisogna staccare la spina al governo Monti, ce lo chiediamo e lo chiedo prima a Christopher. Bisogna staccare la spina? Onestamente credo di no. Partendo dal presupposto che io personalmente ho visto con scetticismo la scelta iniziale di affidare il governo a Monti perché per quanto riguarda la procedura, benché si sia rispettata quella che è la democrazia formale, le regole, la prassi, le consultazioni, le dimissioni del governo uscente, secondo me far cadere, come è stato fatto, un governo che aveva comunque la maggioranza dei voti dei cittadini, come era il governo Berlusconi, che poi onestamente nell'ultimo anno e mezzo sta facendo ben poco, farlo cadere sotto le pressioni dell'Europa e di capi di Stato stranieri è stata una mossa secondo me azzardata. Tuttavia ci troviamo nella situazione di avere un governo tecnico che sta cercando di fare qualcosa, cerchiamo di sostenerlo e come partiti, principalmente come PDL, cerchiamo di migliorare quelle che sono le proposte. Abbiamo messo in sicurezza i conti, adesso è l'ora delle liberalizzazioni, si dovrà fare ancora tanto per lo sviluppo, però credo che sostanzialmente il governo Monti debba concludere il suo mandato per fare ciò che purtroppo la politica, o meglio i politici, non sono riusciti a fare in questi 20 anni di seconda repubblica. L'hai detto, i politici non sono riusciti a fare quello che avrebbero dovuto fare, vero o no Alessia? Ecco perché si dice spazio ai giovani, insomma, no? Ma sì, spazio ai giovani, in realtà questo è un governo, cioè io sono d'accordo con Christopher, nel senso che questo è un governo tecnico, si è insistito e si è voluto il governo tecnico da parte di tutti quelli che criticavano Berlusconi perché si stava facendo ben poco, del resto era anche nella condizione di fare ben poco. Adesso accanirsi nei confronti di un governo tecnico che ha fatto delle scelte pesanti, ha fatto delle scelte anche difficili e comunque ha fatto delle scelte come quelle che ha fatto unicamente perché in quanto tecnico non ha la necessità di essere poi rieletto, quindi forse scelte del genere fatte da un governo di politici strettamente sarebbe stata la guerra civile, suppongo. Quindi, ahimè. Ecco perché ci troviamo a dover fare indubbiamente dei sacrifici pesantissimi. Ci hanno promesso che li faranno anche loro e quindi siamo nella condizione che o gli crediamo e gli diamo fiducia oppure gli crediamo lo stesso perché non possiamo fare diversamente. Comunque cerchiamo di non essere miopi, teniamoli in piedi almeno fino a che non fanno quello che hanno detto di dover fare. Torniamo sempre indietro, cioè i sacrifici li facciamo solo noi.